difficoltà dietro. Cangi, Jorginho fa girare palla al Verona, adesso Gomez accompagnato dall'urlo dello stadio Bentegodi dai 14.000. Jorginho dentro subito in area di rigore, un po' troppa fretta Jorginho che guadagna comunque una rimessa laterale, prova a spingere sull'acceleratore il Verona con Gomez all'indietro, ancora per il brasiliano, palla sulla destra, c'è Cangi, la deviazione, calcio d'angolo. Arriva anche Mareco, su tutti, anche Abate. 15 minuti e 30 secondi, 0-0. Le Pia il calcio d'angolo. Questa è la palla di prima che rimane lì. Bene, torniamo in studio dopo che Beppe Bifido sta giocando insieme al nostro regista Piovanelli. Guardate questa immagine con il Beppe che ha il viso di Olindo Filippi. Puoi parlare adesso, ne hai facoltà. Sì, no, il Verona deve fare una prova di forza, e se no lo picco. È bella questa scena. Vero, complimenti. Marcello, allora rimaniamo con il collegamento, non abbiamo più fasce pubblicitarie, per cui appena ti vedremo con ospiti ti daremo la linea. Volevo andare da Beppe un attimo. Beppe, volevi fare la traduzione simultanea? No, l'avevo già fatta, no? Stavo ridendo per l'ultima inquadratura che abbiamo fatto con Piovanelli. Se vuoi la rifacciamo, te la faccio vedere, dai. Se in regia... Allora. Ah, ecco, ho capito. Beppe con... Come si chiama la tua amica, Marco? Karima. Grazie Karima della collaborazione, grazie davvero.